Ben ritrovati a tutti gli appassionati del running. Stasera parliamo nuovamente della corsa, dell'attività fisica e in particolare appunto del running, intesa non solo come prestazione ma sportiva, tecnica, ma anche principalmente come benessere, come filosofia del benessere, il movimento e l'attività fisica e i benefici che deve portare. Lo facciamo col dottor Nicola Imbriani del gruppo Sane Fisioterapia e Riabilitazione qua di Udine, che ci aiuterà ad approfondire un po' l'argomento. Allora Nicola, parliamo appunto dell'attività fisica. Spesso i runner non solo i neofiti o chi lo fa a livello così amatoriale, anche magari fai da sé, ma anche a dei livelli più alti, si fanno spesso tanti errori che portano ad avere problemi, incidenti, e quindi l'attività che deve essere un benessere invece diventa un malessere, si incorre in incidenti e in infortuni. Come possiamo fare per correggere questi errori? Beh, innanzitutto bisogna cambiare le abitudini di vita, gli stili di vita cosiddetti, e bisogna iniziare a frequentare il fisioterapista. Non lo dico per portare l'acqua alla mia categoria, perché per esempio negli Stati Uniti questo è già un must, cioè tutte le persone che fanno sport, siano essi bambini o adulti, siano essi professionisti o meno, si recano molto spesso dal proprio personal physiotherapist, trovandone elevato giovamento e diciamo evitando, prevenendo delle patologie che si possono instaurare nel tempo. Diciamo che per quanto riguarda i runner, solitamente le patologie sono più da sovraccarico, anche se effettivamente a volte ci possono essere degli stiramenti o delle problematiche di tipo eccentrico, quindi quando il muscolo di solito si allunga e non è pronto a questo tipo di allungamento, perché diciamo ci sono delle motivazioni biochimiche che ne stimolano l'accorciamento. La frequentazione del fisioterapista è meglio se il fisioterapista è specializzato chiaramente in ambito sportivo, e questo è fondamentale perché non basta essere fisioterapisti. La conoscenza di tecniche specifiche, manuali, quindi chiropratiche piuttosto che osteopatiche, piuttosto che di altre tipologie di terapia manuale, può determinare un risultato sempre migliore, maggiore è la quantità delle tecniche conosciute. L'associazione con tecniche per esempio di bendaggi particolari e di altre tecniche modernissime può portare a un risultato eccezionale che porta ad una prevenzione molto drastica degli infortuni. Ecco, quindi hai toccato un aspetto interessante, perché qua da noi si tende a vedere il fisioterapista come il medico a cui si ricorre, no? Il professionista a cui si ricorre a danno già fatto, mentre come hai accennato tu, adesso ci viene questa nuova filosofia, per noi diciamo nuova perché ancora forse non è tanto diffusa, di prevenzione, di magari investire sul lavoro del fisioterapista come cultura proprio del benessere, di prevenire gli aspetti dannosi che possono derivare diciamo da sottovalutare questo aspetto. Quindi è importante anche diffondere una nuova cultura della corsa e dell'attività fisica. Assolutamente sì, questo è un must, come ho detto prima, e cercherò nel corso degli anni di far capire in Italia, perché all'estero in molti stati già avviene, quanto sia importante il discorso preventivo e la frequentazione più o meno assidua per evitare che certi infortuni si presentino o si ripresentino nel corso del tempo. Bene, avete sentito dunque le parole del dottor Imbriani, che ci porta una nuova ottica, mette la corsa e l'avvalersi dei professionisti che si curano, diciamo, del runner, non solo dal punto di vista tecnico, quindi l'allenatore o chi vende le scarpe, eccetera, ma anche appunto la figura del fisioterapista, che è una figura importante e che dovrebbe diventare fondamentale anche per ogni società sportiva nel corso degli anni.